Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Donna accoltellata a Catania, resta in carcere l'uomo che le ha inferto 12 fendenti. La figlia della vittima, uscito dal carcere, la minacciava di morte se non fosse tornata con lui. La donna è ricoverata in gravi condizioni. A Pozzallo, nel Ragusano, arrestato un 27enne, picchiava e minacciava di morte i genitori se gli negavano i soldi per la droga. L'isola si svuota, sempre più giovani e lavoratori vanno via. Stamattina è partito il Sicilia Express, il treno che riporta al nord i fuorisede, definito da alcuni manifestanti il treno dell'esilio. In stazione vivace scambio di battute tra il parlamentare Faraone e l'assessore Aricò. Caro carburanti, stamattina nuovo rialzo dei prezzi, automobilisti esasperati, preoccupazioni per l'economia dell'isola. Turisti in calo in Sicilia, Soturismo parla di un meno 10% per le vacanze di Pasqua, diversi fattori che allontanano i visitatori dall'isola, in primis la guerra. Dipendenza dai social, il governo vorrebbe vietarli ai minori di 15 anni, ma sarà facile applicare l'eventuale disegno di legge? C'è chi propone di educare i ragazzi ad usarli in maniera consapevole. Calcio, il Catania perde l'imbattibilità casalinga, il Picerno espugna il Massimino in rimonta, magro finora il bottino di Viali sulla panchina rossazzurra. Il Palermo punta ancora alla promozione diretta che resta però distante 4 punti, il big match di venerdì col Frosinone diventa decisivo. Ancora buongiorno e ben trovati. A Catania resta in carcere dopo aver accoltellato l'ex moglie, il 56enne Giovanni Platamia. L'uomo, che la perseguitava da quando era uscito dal carcere, è accusato di tentato femminicidio aggravato. Roberta Lunghi. Resta in carcere Giovanni Platania, il 56enne accusato di aver accoltellato l'ex moglie a Catania, arrestato 14 ore dopo l'aggressione avvenuta per strada nel quartiere Picanello. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha convalidato l'arresto per tentato femminicidio aggravato. L'aggressione risale al 2 aprile scorso, quando l'uomo aveva inferto 12 coltellate alla donna ancora ricoverata con prognosi riservata alla clinica Morgagni di Pedara. Secondo il GIP l'uomo avrebbe agito con premeditazione. Dall'uscita del carcere l'8 marzo infatti aveva iniziato a perseguitare la donna cercando di convincerla a riallacciare la relazione. Le minacce erano arrivate anche a livello familiare. Una delle figlie ha raccontato che il padre minacciava la madre di morte se non fosse tornata con lui. La donna si sarebbe anche confidata con una conoscente poco prima di essere aggredita. Mi sta seguendo, diceva, non mi lascia in pace. Minacce di morte, botte ai 2 anziani genitori per ottenere denaro per l'acquisto di droga. A Pozzallo, nel Ragusano, un 27enne è stato arrestato e allontanato dalla famiglia. L'incubo durava da quasi un anno. Veronica Barbarino. Le mura domestiche avevano smesso di essere un rifugio sicuro e per quasi un anno sono diventate il luogo della paura, dove 2 genitori hanno vissuto chiusi in casa, ostaggi della violenza del proprio figlio in una quotidianità segnata dall'angoscia. Accade a Pozzallo, dove 2 anziani genitori hanno più volte chiamato in soccorso i carabinieri per difendersi da minacce, aggressioni e continue richieste di denaro da parte del figlio. Una violenza alimentata, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, da una grave tossicodipendenza. Il giovane infatti, nel tentativo di procurarsi soldi per lo stupefacente, avrebbe più volte aggredito i genitori, tra cui l'anziano padre affetto da una grave patologia invalidante, procurando loro anche lesioni alle mani e alle braccia. Il 27enne è stato così allontanato dai carabinieri dall'abitazione familiare e posto agli arresti domiciliari in un'altra struttura. Dovrà ora rispondere di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali aggravate, rapina ed estorsione. Un automobilista è morto in un incidente sull'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo. Era a bordo di una auto che si è cappottata. Appena uscito dalla vettura nella corsia di sorpasso è stato travolto da un'altra macchina che lo ha trascinato per un centinaio di metri. Ed è partito da Palermo il treno Sicilia Express che riporta al nord i fuorisede. Definito da alcuni manifestanti il treno dell'esilio. In stazione c'è stato un vivace scambio di battute tra l'assessore regionale Aricò e il parlamentare Faraone. Intanto si scopre che la Sicilia ha perso 12.000 abitanti solo l'anno scorso. Marco Gullà.
In tanti partono, poche nascite e in pochi arrivano. Risultato? La Sicilia ogni anno perde almeno 12.000 abitanti. Una fotografia desolante. Sono molti, inoltre, i giovani che lasciano la propria terra. Questa mattina, in merito, la ripartenza del Sicilia Express verso il nord Italia. Perché sei andato via dalla Sicilia? Perché ovviamente avendo un bambino a carico ci dobbiamo dare da fare, la Sicilia non dà molte opportunità lavorative per poter crescere, andare avanti, per portare avanti tutta una serie di cose, però ci sono più probabilità al nord rispetto a qua. Si torna a casa, sì. Che vacanze sono state? Bellissime, a casa mia, da mia mamma, i miei fratelli, belle. Purtroppo sì, la lascio proprio a malincuore, ancora adesso. Nell'occasione un gruppo di giovani assieme al parlamentare Davide Faraone ha manifestato a Palermo con una fazzolettata la ripartenza del treno che associano al calo demografico dell'isola. Ancora più drammatico è il fatto che le istituzioni pubbliche non accompagnino in alcun modo i ragazzi né per stare qui e quindi con la possibilità di crescere nel luogo dove sono nati, ma dall'altro lato anche chi decide scientemente di viaggiare lo fa a costi incredibili. Poi, all'arrivo dell'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Laricò, lo scontro si accende. Siete ridicoli, siete ridicoli, è una barzelletta sto treno, ma occupatevi del caro voi, occupatevi delle cose serie, non di questa buffonata. Aumenta il prezzo della benzina in Sicilia, una delle regioni dove il carburante costa di più. C'è l'allarme del Codacons, ma soprattutto la preoccupazione di automobilisti e famiglie. Francesco Triolo. Il prezzo della benzina sale, per molti siciliani fare il pieno è diventato un vero salasso. Negli ultimi giorni il costo della benzina ha registrato nuovi aumenti, superando in alcuni casi soglie che preoccupano i consumatori. Anche stamattina benzina e gasolio hanno un nuovo rialzo in Sicilia. I prezzi medi regionali dei carburanti relativi all'isola, pubblicati dal Mimit, evidenziano il costo del gasolio self a 2,141 euro al litro e la benzina self a 1,8 al litro, con prezzi più alti al servito naturalmente. Rispetto all'ultima rilevazione di venerdì 3 aprile, il gasolio self è aumentato di quasi 5 centesimi al litro, la benzina di 2,3, con i listini che continuano a restare su soglie insostenibili anche dopo la proroga del taglio delle accise. Lei come sta affrontando questo caro benzina? Così, con 5 euro di benzina risparmiamo su tutto e dobbiamo fare. Quanto pesa l'aumento del costo della benzina nella spesa mensile? Diciamo che per chi ha giustamente una famiglia e ha maggiore esigenza anche lavorativa di muoversi in macchina, diciamo che è un costo aggiuntivo. Caro carburanti, quanto sta pesando? Assai. Abbastanza. E speriamo che si sistema questa storia, che siamo consumati. Preoccupazione espressa dal Codacons attraverso il segretario nazionale Francesco Danazzi per una stangata che pesa sul pieno, sulla mobilità ma anche sul bilancio familiare, per gli effetti a catena sull'intera economia, dai costi di trasporto alla distribuzione delle merci fino ai prezzi al dettaglio e alla spesa delle famiglie. Chiesto al governo di affrontare il caro carburanti come una priorità nazionale. Turisti in calo in Sicilia. Assoturismo parla di un meno 10% per le vacanze di Pasqua e sono diversi i fattori che allontanano i visitatori dall'isola. In primis c'è la guerra e preoccupa anche l'estate che è alle porte. Lorena Dolci. Doccia fredda di Pasqua. Dopo le settimane di pioggia che hanno preceduto il ponte festivo raffreddando gli entusiasmi di potenziali visitatori, tremano adesso gli operatori turistici per presenze ben al di sotto delle aspettative. Assoturismo parla di un calo del 10% rispetto all'anno precedente, risultato di una tempesta perfetta, ondata di maltempo, guerra e caro carburanti. Sulla Sicilia chiaramente il dato è certamente maggiore perché scontiamo non solo le crisi internazionali, le guerre, gli aumenti dei costi energetici, ma scontiamo anche l'incertezza climatica. Fino a sabato scorso è chiaro che il tempo non era dei migliori, questo ha scoraggiato le prenotazioni last minute. Il turismo straniero rappresenta il grosso dei visitatori in Italia con 8,3 milioni, mentre gli italiani si fermano a 5,8 milioni. In Sicilia il quadro è vario. Regge Palermo città d'arte, calo contenuto a Catania, crollano mete tradizionali.
C'è stato un calo a macchia di leopardo con punte massime del 10%, ma hanno subito questo calo anche, diciamo così, destinazioni di primaria importanza come quella che può essere Taormina, che difficilmente patisce i cali, ma quest'anno, questa Pasqua, lo ha subito. E se Pasqua è stato il banco di prova, preoccupa l'estate ormai alle porte. Molto dipenderà dall'esito della guerra. La Sicilia ancora oggi ha un turismo pressoché balneare ed è chiaro che l'aumento dei costi indubbiamente e il taglio delle rotte, soprattutto quelle del Medio Oriente oggi, che si associano a quelle già subite dell'Est Europa, incideranno in maniera significativa sulle presenze in Sicilia. A Caltanissetta è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo che un anno fa aveva sparato colpi di arma da fuoco contro un 58enne, ferendolo gravemente al torace. Una serie di spaccate, almeno 8 nelle ultime settimane, e sospetto che dietro non ci siano solo episodi isolati. La procura parla di possibili gruppi organizzati e cresce a Gela l'allarme tra i commercianti. Gerry Italia. Vetrine distrutte, ingressi forzati e casse svuotate, scene che si sono ripetute più volte in città, dal centro storico ad altre zone urbane. Sono oltre 8 i colpi registrati, alcuni portati a termine, altri falliti, un'escalation che preoccupa e che secondo la procura potrebbe avere una matrice più strutturata. A parlare è il procuratore Vella. Il fenomeno delle spaccate è un fenomeno anche diverso, perché abbiamo registrato la presenza di gruppi organizzati, quindi di sostanzialmente rapinatori, che si sono dedicati a questa attività, quindi insomma questi fenomeni sono legati anche ad attività professionali criminali, non soltanto al soggetto che entra nel supermercato e svaligia la cassa e si appropria di 200 euro per farsi, ecco. Un elemento che cambia la lettura del fenomeno, non più solo microcriminalità ma azioni che potrebbero seguire schemi precisi, modalità simili, interventi rapidi e obiettivi mirati, dettagli che fanno pensare a una pianificazione, a una certa esperienza e a contesti criminali strutturati. I criminali gelesi hanno diversi territori in cui eccellono. Intanto i commercianti fanno i conti con danni e paura, chiedendo maggiore presenza sul territorio. Le indagini sono in corso per verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi e individuare i responsabili. Una sequenza di furti che potrebbe dunque non essere casuale e su cui ora si concentra il lavoro degli inquirenti. A Catania sono stati arrestati 2 spacciatori sorpresi con più di 5 kg di cocaina nascosta in auto vicino al casello di Fiumefreddo dell'autostrada Catania-Messina. Successivamente in un immobile di Piedimonte Etneo, nella disponibilità sempre dei 2 indagati, gli investigatori hanno sequestrato 1 chilo di marijuana, altra droga e 27.000 euro in contanti. E a Catania telline, molluschi, polpa di ricci conservata in bicchieri di plastica e altre preparazioni gastronomiche a base di pesce, prodotti non tracciati per oltre 100 kg sono stati sequestrati dai carabinieri del NAS nei mercati storici e rionali della città. Centinaia di nuove assunzioni in ASP, ospedali e tra i funzionari della regione siciliana. Primavera di concorsi a poco meno di un mese dalle amministrative di primavera. Luca Ciliberti. La sanità siciliana, da sempre nervo scoperto della politica siciliana, punta in quest'ultima fase di legislatura, prima delle regionali del 2027, a dare risposta al territorio in termini di risorse e strutture per superare le inchieste, le frizioni politiche e gli scandali. Buone notizie sul fronte della cardiochirurgia pediatrica. La prima sezione del TAR di Palermo ha respinto il ricorso contro la realizzazione del nuovo polo di eccellenza a Palermo che sorgerà vicino all'ospedale Cervello. Si tratta di un appalto da 100 milioni di euro al raggruppamento temporaneo di imprese guidate da Mattarese SPA. Una delle opere più attese e significative del sistema sanitario regionale, destinata a diventare un punto di riferimento per la cura e la ricerca in ambito pediatrico. 14 reparti, 134 posti letto, più un'area di emergenze, laboratori, ambulatori, aule conferenze e una foresteria di 8 stanze per i parenti dei piccoli degenti. Nelle intenzioni della regione il nuovo polo pediatrico sarà un centro di eccellenza dedicato ai bambini e alle loro famiglie, capace di coniugare assistenza, innovazione e ricerca, dopo le polemiche che hanno accompagnato le sorti della cardiochirurgia pediatrica
pediatrica di Taormina, annessa con decreto al polo del Policlinico di Catania. Da aprile inoltre si sono aperte centinaia di posizioni nella sanità regionale. A Trapani si cercano professionisti di medicina e urgenza, l'ASP di Palermo cerca pediatri e psichiatri, ad Aciriale posizioni aperte nei ruoli di dirigenti di reparti di psicologia, chirurgia e radiologia. Concorsi aperti anche nelle ASP di Enna, Ragusa e alle IRCS di Messina. Tutti i ruoli che si aggiungono ai bandi che mettono in concorso 322 posti di funzionario alla regione siciliana. Un'accelerazione che per i più maliziosi è legata alla imminente tornata elettorale delle amministrative di maggio. Adesso una breve pausa, tra poco. Stamattina sono iniziati a Catania i lavori di demolizione della ex palestra Pietro Lupo nell'ambito dei lavori di riqualificazione delle piazze Lupo e Angelo Majorana disposti dall'amministrazione comunale nella zona del Teatro Massimo. L'intervento è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della misura Piani Urbani Integrati. L'area del cantiere è presidiata da un dispositivo di sicurezza composto da vigili urbani e Polizia di Stato per garantire la sicurezza durante le operazioni di demolizione. L'ufficio traffico urbano su richiesta della polizia locale ha emanato un'ordinanza che dispone chiusure temporanee della zona interessata fino a conclusione degli interventi di demolizione. E cambiamo argomento: violenza e dipendenza da video tra i più giovani. Nel banco degli imputati ci sono i social. Il governo prepara un disegno di legge per vietarli ai minori di 15 anni. Abbiamo fatto un mini sondaggio. Il divieto trova il consenso di molti, ma ci si chiede se si potrà applicare. Desiree Ferlito. Una generazione sempre più connessa, ma anche sempre più esposta. E allora la domanda è netta: protezione o proibizione? Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara apre il dibattito e propone di vietare l'uso dei social ai ragazzi al di sotto dei 15 anni. Un'idea che nasce da un'esigenza concreta: arginare fenomeni sempre più diffusi tra i ragazzi, dal cyberbullismo alla dipendenza digitale fino ai rischi legati all'esposizione precoce online. Quanti anni hai? 14. Ce l'hai TikTok? Sì, ho perso tempo, mi piace. Tu non ne hai TikTok, perché? Perché non mi piacciono usarli, non mi piace neanche usare i social. È difficile vietare, soprattutto con i ragazzini di oggi che la tecnologia, diciamo, sono molto esperti. Non so se si riesce a ideare un metodo che realmente funzioni. Tra le pieghe della proposta emerge di fatti un nodo cruciale: quanto è facile arginarla? Come hai fatto a registrarti? Io ho messo la mia mail e ho cambiato soltanto la data. Se fanno la registrazione loro è normale che magari possono mettersi maggiorenni e quindi poi magari andare a contenuti che non sono adatti a loro. Bisognerebbe avere molto tempo da impiegare per riuscire a non farli entrare nel mondo dei social a quell'età. E allora il vero nodo diventa un altro: è giusto spegnere la connessione o insegnare a usarla? I social sono davvero il male di tutto? Sgomento, preoccupazione e paura dopo l'accoltellamento di una professoressa da parte di un tredicenne. Tutte questi bambini che comunque tipo che non si mostrano in viso, che alzano mani, cioè danno un messaggio comunque brutto alla società. Perché la sfida non è solo tenere i ragazzi lontani dai social, ma prepararli a starci dentro senza perdersi. Siccome cammino con la moto, capita il resto per strada, se telefono a casa e dice sai, stai per strada, per questo, ma poi non lo uso per niente. Cambiamo argomento, parliamo di musica. Da Ciuri Ciuri a Jungle Ciuri 2.0, Chicco Allotta reinventa la tradizione siciliana. Sentiamo Roberta Lunghi. E dopo è diventato Fate Canzoni. L'album sarà presentato dal vivo il 10 aprile a Trapani e l'11 aprile a Trecastagni nel Catanese, in un ponte tra Sicilia, Londra e il mondo. Adesso una breve pausa e poi il calcio, parliamo del Catania e del Palermo. A tra poco. Siamo al calcio, il Catania perde con il Picerno in casa, magro finora il bottino di Viali sulla panchina rossazzurra, una vittoria, un pari e una sconfitta. Marco Carli.
Al Catania i conti non tornano. In 2 partite interne 3 gol subiti, un pari e una sconfitta. E poi la solita questione della coperta corta, che al momento però scopre da entrambi i lati, perché se da una parte si vede una squadra che riempie maggiormente l'area ma che però alla fine non colpisce, un male antico che ritorna, dall'altra le distrazioni difensive sono diventate troppo numerose e i rischi pure. Poi c'è l'aspetto mentale. La squadra gioca bene per un quarto d'ora, 20 minuti, segna con D'Ausilio. Dopo l'1-1 del Picerno perde le sue convinzioni. Il risultato è un secondo tempo complicato, con gli avversari in vantaggio e chiusi, e il Catania che sbatte contro il muro. Siamo passati da fare una prestazione anche spumeggiante, molto qualitativa, a, diciamo così, a cominciare a rallentare le giocate, essere condizionati, essere meno sciolti, e questo chiaramente diventa più complicato. Poi c'è la questione della responsabilità, che è di tutti. Se l'allenatore ha bisogno di tempo per impartire i suoi dettami, fanno discutere alcune scelte e alcuni giocatori messi un po' da parte. La società ha deciso per il cambio di rotta in panchina, ma è chiaro che anche qui i conti sulla gestione della stagione, soprattutto dopo l'acquisizione di Torre del Grifo, saranno fatti alla fine sulla base della promozione o meno. E poi ci sono i giocatori, se sopravvalutati o no, questo è un altro tema. E torniamo alle responsabilità. A Catania non possono non esserci, accomunano tutti. A Crotone mancheranno Casasola e Jimenez per squalifica. Il Catania dovrà dare un segnale non solo tattico ma anche mentale, perché ad aprile le preoccupazioni sono ancora più delle certezze. In Serie B il Palermo continua a vincere, ma la zona della promozione diretta resta sempre distante 4 punti. I rosanero però si preparano per la grande sfida di venerdì a Frosinone, che a questo punto diviene decisiva. Marco Gullà. Il Palermo, dopo la vittoria casalinga sull'Avellino, resta quarto in classifica, anche se riesce ad accorciare dal Monza, ora distante 2 punti. Restano invece 4 i punti di distanza dal Frosinone, che è secondo, tra l'altro prossimo avversario dei siciliani. Venerdì, proprio allo Stirpe, sarà in programma lo scontro diretto tra Frosinone e Palermo. Se i rosanero vorranno dare una sterzata netta e concreta per la promozione diretta, devono centrare un solo risultato, la vittoria. E proveranno a farlo con un Ranocchia tornato ai livelli di 2 anni fa, con già 5 gol all'attivo in tutto il campionato. È un obiettivo che mi ero posto già all'inizio stagione, che mi pongo sempre all'inizio dell'anno, e sono molto contento di averlo raggiunto. E ancora il campionato, mancano 5 partite, quindi spero ancora di dare il mio contributo. Sospiro di sollievo riguardo alle condizioni di Iorone. Negli accertamenti clinici hanno escluso lesioni muscolari dopo il cambio al 57esimo della gara contro l'Avellino. Il portiere finlandese si è fermato in tempo, non ha appena avvertito fastidio alla gamba destra, e la sua presenza per la sfida contro il Frosinone non sembra a rischio. Anche per Palumbo si è trattato solo di semplici crampi, che non preoccupano in vista del prossimo impegno, così come per Bani e Ceccaroni, usciti anzitempo durante l'ultima sfida solo per segni di affaticamento che dovrebbero essere smaltiti rapidamente. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, mi fermo qui, vi lascio con lo sport, con anteprima corner. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.